Il legno arredo Friuli Venezia Giulia perde 100 milioni nel primo semestre 2020 nei suoi tre mercati di riferimento per l'export: Francia, Germania e Gran Bretagna. Per la prima volta il Regno Unito scende dal primo al secondo posto nella classifica dei mercati, superato dalla Francia. Ben 180 milioni in totale andati in fumo sui mercati globali fino alla riapertura delle imprese, che in estate hanno cercato di rialzare il tiro grazie al dinamismo del mercato interno e quello residenziale estero. Ma i numeri che abbiamo anche recentemente pubblicato pongono in evidenza come il primo semestre sia stato un primo semestre per il settore arredo veramente devastante, perché ha portato via 180 milioni di export, quasi un quarto di quello che è l'export di un semestre. Va detto che pongono in evidenza quanto siano state d'impatto quelle norme a chiusura totale della Teco 31. La Teco 31, ricordiamoci, è quello del mobile, no? E quel periodo è stato veramente difficile. Diverso è per l'export del legno, che ha registrato una sostanziale stabilità, ha perso 3 milioni, diciamo, il prodotto in legno, che non era chiuso in quanto collegato a un altro Ateco. Ecco, chiudiamo il primo semestre e guardiamo avanti nella consapevolezza che servono azioni. Da questa consapevolezza si partirà per diventare più forti. Sì, noi come settore arredo, legno arredo, abbiamo guardato a un terzo trimestre di grande interesse per il sistema casa, soprattutto per il residenziale. Però ricordiamoci che il mercato globale del contract, hotel, ristoranti, tutti quegli spazi che sono per la collettività, sono cambiati, sono fermi. Ma pensiamo anche semplicemente al mercato ufficio. Tante grandi firms internazionali non prevedono neanche di tornare in ufficio, quindi vuol dire non rinnovare gli arredi dell'ufficio. Sì, si fa presto a dire home office, ma bisogna prima venderlo. 2021, nuvole grigie all'orizzonte tendenti al nero, visto che il 2020 teoricamente è già concluso. Ma sì, l'anno è concluso, abbiamo ancora un mesetto perché si puntava a chiudere a novembre. Chiaramente mettere in zona rossa alcune zone che sono commercialmente strategiche, penso a Milano o la Lombardia, che nei negozi vende molto del nostro mobile, beh, insomma, questa è una cosa fastidiosa. Quindi il 2020 speriamo che si concluda presto, però c'è ancora da fare. Il 2021, il vaccino è un tema indiscutibilmente importante e interessante per riattivare quel flusso commerciale globale. Dobbiamo programmare delle azioni anche noi, di iniziare a viaggiare, fermo restando che stiamo lavorando per dare una mano per lo sviluppo digitale della commercializzazione, ma per il nostro settore viaggiare, incontrare le persone, spiegare il prodotto è qualcosa di interessantissimo e importante, fiere comprese.